Penso sia fondamentale parlare col ministro, io mi sento tranquillo, solo i pessimisti non fanno fortuna, provate a pensare alle Olimpiadi. Il governatore Zaia ha esordito così questa mattina a Palazzo Balbi, prima dell'incontro a porte chiuse insieme alla delegazione trattante con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, il primo dei 3 incontri con i governatori che stanno portando avanti le proposte di autonomia, Veneto, Emilia e Lombardia. A Boccia è stata consegnata una copia del documento sull'autonomia, un incontro nonostante le tensioni degli ultimi giorni che si è rivelato utile, ha commentato il ministro una volta uscito. Incontro proficuo, costruttivo, di totale collaborazione, che siamo entrati nel merito e quando si entra nel merito inevitabilmente le persone di buonsenso che hanno a cuore il nostro Paese trovano delle soluzioni. È un ottimo primo incontro e ora lavoreranno i tecnici. Penso che sia chiaro a tutti che il governo non casualmente non ha convocato nessuno. Io sono venuto qui a Venezia, sono venuto in Veneto, più tardi andrò a Bologna ed non è solo un gesto simbolico, è un gesto di cortesia istituzionale perché noi vogliamo ripartire dalle proposte che le regioni avevano fatto. Il presidente Zaia mi ha consegnato le proposte della regione Veneto, io gli ho trasmesso i rilievi, i 36 rilievi che ho trovato, e però tutto questo appartiene alla storia che abbiamo alle spalle. Io non voglio perdere tempo, sono venuto qui perché penso che l'autonomia differenziata sia un punto fermo del programma del nostro governo e perché vogliamo farla. E vogliamo farla bene e vogliamo farla in maniera coerente, ma deve diventare lotta alle diseguaglianze. Correremo, non perderemo tempo. Stempera ai toni dei giorni precedenti anche il presidente Zaia. L'incontro è stato positivo, sensor rose fioriranno, penso che la regola sia sempre la stessa, la nostra unica volontà è quella di portare a casa l'autonomia. Abbiamo fatto un bel lavoro, il Ministro ha riconosciuto che comunque questa è una regione che ha lavorato e che è stata apripista per la partita dell'autonomia, sono 30 anni che tentiamo questa operazione. È pur vero che dovremmo confrontarci, oggi ho consegnato al Ministro l'intesa, la nostra bozza di intesa, la proposta di intesa, in una brochure che cita anche tutti gli incontri che si sono fatti e tutte le riunioni e gli incontri tecnici. Nella bozza di intesa ci sono 68 articoli. E ricordo che il primo articolo, è la novità che ho voluto fare inserire, parla chiaramente di quello che risulta essere anche, se volete, quasi inutile, perché è previsto dalla legge ma l'ho fatto inserire come primo articolo, coesione, solidarietà, unità nazionale, sussidiarietà. Quindi lo dice già nel primo articolo, premesso che tutte queste robe vanno rispettate, adesso dico si può parlare di autonomia?